Adesso passiamo la parola al professor Borgia. Io sono stato invitato qui a parlare di mercurio nel paglia. Ovviamente toccherò degli aspetti che sono molto simili, anzi in parte uguali a quelli che sono stati trattati un attimo fa, però forse con ancora più enfasi di quanto è stato fatto prima. Io sono un geologo, quindi non mi posso vantare, alzare la mano, sono un medico e capisco di medicina, però mi hanno insegnato a leggere. Un cretino non sono, io leggo e vedo dei risultati. Se io che sono geologo riesco a capire il valore di questi risultati o la preoccupazione di questi risultati, non capisco perché altri non ci arrivino. Questa storia della Miata ha dell'inverosimile quanto forse inverosimile è la storia che c'era stata raccontata di Rosignano. In particolare perché si è sempre pensato e sempre detto che la geotermia è un'energia pulita, un'energia rinnovabile, sì, forse è pulita e rinnovabile da altre parti. Qui in Amiata non lo è. C'è stato uno scandalo immenso 2 o 3 giorni fa perché sono state esplose delle bombe con gas tossici nel vino. Ecco, in Amiata vengono quotidianamente messi gas tossici per il contenuto di mercurio proprio nel vino, cioè che attaccano il sistema nervoso e con il ben placito e la felicità di tutti. Per andare avanti, le freccette, credo. Allora, il mercurio nel paglia. Il mercurio nel paglia, ovviamente il paglia viene dalla Miata e drena il bacino della Miata dove c'è il campo geotermico di Piancastagnaio. Prima c'era anche le centrali, le miniere di mercurio, e in genere si dà sempre la colpa a queste famose miniere di mercurio. Io da bambino me lo ricordo, probabilmente il sindaco forse era anche lui, i capelli bianchi ce l'ha, e ci andavamo tutti a giocare col mercurio che usciva dai camini senza rendersi conto del rischio effettivo. Però effettivamente le miniere alla fine degli anni 60 sono state chiuse, praticamente già negli anni 70 non funzionavano più, e mentre invece la geotermia, che è iniziata alla fine degli anni 50 e si è sviluppata lentamente fino all'inizio degli anni 80, e all'inizio degli anni 80 è stato il salto di qualità, per cui si è portata la produzione da praticamente due centrali, che era Piancastagnaio 2 e Pagnore 2, a un numero ben superiore di centrali, ma anche di potenza molto maggiore. Uno degli aspetti che era stato trattato in vari Orvieto, ma anche in altri convegni, è che attraverso questo paglia sembrerebbe che transitino poi al Tirreno circa 11 kg di mercurio all'anno. E si è cercata, all'epoca perlomeno si cercava l'origine di questo mercurio nelle miniere e nei antichi depositi di miniera, di rosticci di miniera, delle miniere di mercurio, senza rendersi conto che una sorgente attiva di mercurio sono proprio le centrali geotermiche. E ci sono 3 aspetti delle centrali geotermiche che sono importanti. Uno sono le emissioni dirette in atmosfera, e quelli ovviamente è facile rendersene conto, è facile misurarsene, è facile accorgersi. Il secondo fenomeno che si forma è la subsidenza, cioè il campo geotermico viene sfruttato, il terreno cede, si abbassa, subsiede, si depositano che cosa? Tutti i vecchi rosticci di miniera, tutto quanto è eroso, anche i precipitati dalle emissioni delle centrali stesse vanno a depositarsi in questa zona, che praticamente è tutta l'area di Casa del Corto verso la Miata. Nel tempo questa zona di subsidenza viene erosa e questi sedimenti entrano di nuovo nel paglia. L'ultimo effetto che abbiamo misurato proprio l'anno scorso è che ci sono alcune scatolicini di acqua, cioè alcune sorgentelle nell'intorno delle centrali, da cui proviene acqua o esce acqua che ha un contenuto di mercurio sopra il limite di legge, che è 1 microgrammo litro. Quando il mercurio nell'acqua è 1 microgrammo litro, ecco che quell'acqua non è più potabile. Quindi ci sono alcune sorgentelle nell'intorno delle centrali che già hanno superato i limiti di legge per il mercurio. Forse l'avete già vista questa
diapositiva tendo a portare sempre, sì, d'accordo, c'è una marea di vapore, però c'è una marea anche di altre sostanze nel vapore delle centrali geotermiche. La più principale di tutte è la CO2. Allora, per la legge americana la CO2 ormai è definita inquinante. Ancora la legge italiana non è un inquinante, però in America la CO2 è un inquinante. Quindi ovviamente cerca di ridurre anche l'emissione di CO2 a un minimo. Le centrali dell'amianta emettono grosso modo da 1,5 volte a 2 volte più CO2 di una centrale a gas per produrre la stessa quantità di energia elettrica. Quindi non si capisce come mai anche solo per la CO2 ricevono i certificati verdi quelle centrali, quando invece le centrali a gas, che sono sicuramente molto più pulite e meno inquinanti delle centrali geotermiche, i certificati verdi non li ricevono. Ma emettono tanti altri elementi e tante altre sostanze, metano per esempio, acido solfidrico, nonostante gli AMIS, le quantità di acido solfidrico che sono emesse sono molto ingenti. L'ammoniaca praticamente viene messa tutta perché non viene abbattuta. Acido borico, questo è un altro aspetto importante, perché l'acido borico si ritrova nella frutta. Tutti gli alberi da frutto, incluse le olive, che vengono ovviamente dagli ulivi che crescono nel vicino, evidentemente la pianta riesce a far rimanere nelle foglie il mercurio arsenico, mentre il boro si concentra nei frutti e i frutti hanno una concentrazione di boro veramente alta. Mercurio arsenico, ecco due elementi importanti. Passo velocemente, era già stato accennato questo, le emissioni di mercurio dell'amianta sono grosso modo la metà delle emissioni di tutta Italia. Tenete presente che le emissioni di mercurio maggiori provengono dalle raffinerie di petrolio, e le raffinerie di petrolio è una produzione immensa di energia, se si vuole, a vantaggio di tutto il paese. Qui si produce una parte ridicola dell'elettricità italiana emettendo alla metà del mercurio. Quindi è una cosa che è non so, non si riesce a capire come mai. Vi faccio presente che sindaco, questo è importante che lo sappia, che tutte le volte c'è da Tramontana, dalle centrali di Piancastagnano, per cui arriva qui. Ecco, forse sarebbe bene iniziare a misurarlo. Ma c'è uno studio che fu fatto all'Università di Siena sui licheni, e questa è una cosa molto importante, perché questi licheni erano licheni puliti, messi apposta, appiccicati alle piante, per misurare in un lasso di tempo abbastanza breve che elementi accumulavano. E viene fatto il paragone tra licheni messi, dello stessi licheni, in un punto lontano dove non c'è l'influenza delle centrali e questi dove invece c'erano le centrali. E cosa si vede? Che hanno, oltre il mercurio, tutta un'altra serie di elementi che viene da accaparrare la pelle, per esempio l'uranio. E ora vi dirò un po' meglio, ripeto, l'uranio non è che si trova sotto casa o c'è, diciamo, al fruttivendolo, qui ci dà un po' d'uranio per piacere. Cadmio, cobalto, cromo, antimonio, arsenico, sono tutti elementi abbastanza dannosi per la salute. Queste sono le centrali che ci fanno vedere quando sono in funzione per bene. Questo non vuol dire che non emettano quegli stessi elementi che abbiamo visto, l'uranio, l'antimonio, eccetera. Questi elementi non hanno limiti di emissione. Le centrali possono emettere quante ne vogliono. Emettono molta più radioattività delle centrali nucleari. Mi sembrava si dicesse prima che erano state fermate le centrali nucleari per Fukushima. No, questi sono molto più brave delle centrali nucleari, però per legge possono emettere quanto vogliono. Non ci sono limiti di legge sulla radioattività per queste centrali. Quando invece funzionano male, questa è la centrale PC3, quindi la centrale che ci avete proprio di faccia direttamente sulla Miata. Questa è la centrale, diciamo, ancora vecchia, ora è stata rimodernata, però quando non funziona questo succede. Loro sono autorizzati un certo numero di ore
credo per Piancastagnaio non sia definito chiaramente il numero di ore, però quando non funziona la centrale lo aprono e buttano tutto in atmosfera. Ovviamente si vede una cosa molto brutta, ma non pensiate che quando le centrali funzionano questi stessi elementi non vanno in atmosfera, vanno uguali, un po' filtrati, forse un po' meno, però vanno lo stesso in atmosfera. Si vede, questa cartina mostra lo studio dell'Università di Siena, però questa volta fatto sul suolo, cioè la quantità di mercurio che si registra nel suolo, e si vede che attorno alla centrale, questa è la centrale PC3 che abbiamo visto prima, sono tutti questi i pallini verdi, sono già molto sopra come limite a quello che si trova nelle zone non inquinate, ma qui diciamo, è stata usata una scala abbastanza semplice. Comunque il giallo si vede che è tutto attorno alle centrali. Questi qui sono PC4 e PC5, si vede a maggior ragione che c'è tutti i pallini rossi. I pallini rossi sono a nord delle centrali perché la maggior parte del tempo c'è il vento da sud. Il fieno attorno alle centrali ha concentrazioni di mercurio sopra i limiti di legge. Quindi tutti gli anni il fieno, qualcuno se lo mangerà, probabilmente non gli umani mangiano le erbe di campo, il radicchio, la rucola o altre che la gente va a raccogliere. Le analisi fatte anche su queste mostrano che sono per il mercurio sopra i limiti di legge. Ovviamente non c'è nessuna ordinanza di non raccogliere queste erbe, forse sarebbe opportuno che ci fosse. Allora, le emissioni di mercurio dal campo geotermico di Piancastagnaio attualmente, quindi con tutti gli AMIS in funzione, quindi secondo i dati misurati da ARPA, che ne misurano una volta ogni 2 o 3 anni, quindi non sappiamo effettivamente quanti sono, possiamo supporre che quelli che misura ARPA sono le minime. Allora, il mercurio emesso da queste centrali è in grado di portare sopra i limiti di legge 10-20 metri cubi al secondo di acqua, ben superiore alla portata del bagno. Quindi d'accordo, sì, ci sarà anche del mercurio che proviene dagli antichi depositi di miniera, però quanto è il mercurio che viene effettivamente da queste centrali? Allora, io ho fatto questo conto semplicemente sommando tutte le volte che hanno fatto le misure, perché non sempre ci sono le misure, ma i dati sono o di Enel, questi dati sono o fatti da Enel o fatti da Enel, che mi immagino che anche in questo caso sia un minimo, non credo che Enel riporterà i massimi, e certo non includono tutti i fuoriservizi degli impianti di abbattimento. Allora, sono 52 tonnellate quelle che dall'inizio dello sfruttamento geotermico sono state emesse. Voi potete pensare, ovviamente il mercurio è molto denso come elemento, quindi non è un volume molto grande, ma 52 tonnellate di mercurio sono sufficienti a portare sopra i limiti di legge l'acqua che beve tutto il mondo, l'acqua potabile che beve tutto il mondo per 100 anni, per rendersi conto del mercurio che esce da queste centrali. Cioè l'acqua potabile bevuta da tutta la popolazione mondiale, 7 miliardi di persone, 2 litri al giorno a testa. Io credo che molte persone mai hanno visto 2 litri a testa, però supponiamo che l'abbiano visto 2 litri a testa, moltiplicati per 100 anni. Questa è la quantità di mercurio che da queste centrali è stata emessa. Allora, altro aspetto importante, attualmente dal campo geotermico di Piancastagnaio e dal campo geotermico di Bagnoli, da ognuno singolarmente, viene emessa una quantità di mercurio che è in grado di portare sopra i limiti di legge per il mercurio tutte le sorgenti, 10 volte di più dell'acqua che esce da tutte le sorgenti della Miana. Io vuol dire un pochino ci penserei, cioè che sta succedendo? Com'è possibile che nessuno si renda conto della gravità di questa situazione? Certamente non va nell'acqua, se no sarebbe tutta quell'acqua sopra i limiti di legge per il mercurio,
Evidentemente non lo è, ce ne va però una piccola quantità, quindi uno potrebbe sicuramente affermare che tutto il mercurio che si trova nell'acqua che proviene dall'amianto proviene dalla centrale geotermica. Di nuovo, per fortuna, le centrali geotermiche godono dei certificati verdi che noi tutti paghiamo. Io credo che questo sia veramente una cosa allucinante e credo che i sindaci dovrebbero dire: scusate, io però i certificati verdi nel mio comune non si pagano. I certificati verdi che devono andare all'energia geotermica non devono essere pagati nel mio comune. Lei si prende i vapori di mercurio, tra l'altro non credo nemmeno che l'Enel gli paghi qualcosa per le centrali geotermiche là. E non è credo nemmeno ammissibile che i sindaci di questi paesi diciamo, sfruttino i soldi, i proventi di questa attività, perché questo, io credo che se non arrivassero questi proventi probabilmente le centrali verrebbero chiuse, almeno dessero questi proventi a pioggia sui cittadini. Ogni cittadino si prende 100 euro al giorno per il mercurio che respira. Ecco, questo ho già accennato, i famosi depositi, la famosa subsidenza. Questo è il campo geotermico di Piancastagnaio e questa poligonale. Piancastagnaio in alto a sinistra. I due punti rossi, pallini rossi che vedete, sono i due ponti sul Paglia che ci sono lungo la Cassia, è il ponte che è tuttora rotto per quanto mi risulti a me, per cui la Cassia è interrotta al bivio che va sì. E invece quest'altro, quello in basso, il pallino rosso in basso, è quello che va a Castelcorto, la strada di Piancastagnaio. Ecco, questi due ponti sono sulla zona al limite della subsidenza, tutta la zona azzurra e dove nel tempo si sono accumulati i sedimenti ricchi di mercurio. Ora piano piano l'erosione, che si verifica proprio al limite della zona subsidenza, sta iniziando a erodere questi sedimenti. Questi sono i due ponti, il ponte in basso è quello che ancora è rotto e si vede come le pile sono tutte state erose. Questo è un piccolo schema in cui si vede che la zona di subsidenza dove c'è il campo geotermico e i sedimenti che si sono depositati e la zona di erosione dove ci sono i ponti. Non mi risulta che Enel sia stata chiamata a rispondere del danno provocato da questa subsidenza, nemmeno che sia stato uno studio al riguardo per capire le responsabilità. Ecco una cosa importante. La Regione ha effettivamente fatto uno studio, l'Agenzia regionale della sanità ha fatto questo studio che inizia addirittura dagli anni 70 fino agli anni 2000 e si vede chiaramente, così dice nello studio, che prima degli anni 80 la popolazione stava meglio di ora, cioè stava meglio del resto della Toscana, quando ora sta molto peggio. Allora c'erano le miniere, la gente lavorava in miniera, l'idraulismo famoso era una malattia comune, non è che si faceva, eppure stava meglio allora di ora. Sempre in questo studio la media sono dai 2 ai 3 morti in più al mese in questi 25 anni. Io ovviamente con lettera raccomandata alla Regione ho indicato la necessità di chiudere le centrali geotermiche, se non vado errato, nel 2008-2009 e se l'avessero fatto probabilmente 200 o 300 persone non sarebbero morte. Faccio un excursus velocissimo di quello che è già stato parlato, no? Per una serie di malattie, qui si dividono in serie di malattie matrici, cioè concentrazione di inquinanti nell'acqua, nell'aria e nel suolo, quindi sono 3 matrici ambientali, tutta una serie di malattie. Per i maschi e per le femmine si vede una serie di malattie infinita, 49% in più, 130% in più, 383 con il sistema nervoso centrale, ma non è, ma anche
malattie respiratorie femmine, lo stesso, mercurio insufficienza renale femmine, arsenico tumore al sistema, eccetera, eccetera. Cioè ce n'è 200 di tumore al fegato maschi, sembra una moria, cioè non credo che in altre parti del mondo, forse in India, forse in qualche zona veramente sottosviluppata, ci sono delle situazioni sanitarie di questo tipo. Tumore al sistema nervoso centrale femmine, quindi non è che dice, perché spesso si dice se ci sono solo i maschi, no, non è che, anzi, per le malattie, cioè quelli che non sono morti, le femmine sono più che i maschi. Forse perché le femmine sono più propense a farsi curare appena si sentono male o stanno più attente, non lo so, ma insomma per le femmine c'è molta più attenzione. Questo studio è una cosa che fa accaponare la pelle a un geologo. Io non capisco se i medici leggano queste cose o sanno leggere, forse i medici non sanno più leggere. C'è anche sindaci medici, ma sembra che... questo è un aspetto molto importante. Abbiamo iniziato a fare tutta una serie di esami sui capelli e io invito, se c'è qualche amiatino, a farsi questi esami perché è essenziale. Allora, per questo vi ho fatto notare l'uranio, perché mercurio e uranio in tutti gli esami fatti, in tutte le persone fatte, sono da 2 a 7 volte di più del limite oltre cui ci sono problemi alla salute. Tra l'altro uranio e mercurio sono degli studi che si sente la fonte di autismo nei bambini. Non so, sono cose da approfondire, ma a me mi viene quando io vedo esami dei capelli 7-8 volte più uranio, ma c'è qualcuno che vende uranio, le conosce, forse viene trafugato dall'Iraq, poi ce lo portano dalla Siria, ci portano l'uranio apposta. Queste sono interessanti, le mortalità per tumori, le abbiamo viste, questa è Badia San Salvatore, la linea azzurra è quanto di più si muore per tumori a Badia San Salvatore. La linea che dovete fare riferimento alla verde, che è il sud-est, cioè i comuni al sud della Toscana non hanno incluso acqua pendente, ma mi immagino che voi dovreste essere grosso modo su quella linea verde, lo spero. Questo è Pian Castagnaio, Pian Castagnaio, mentre tutti scendono, Pian Castagnaio continua imperterrita a non scendere. Mortalità per tumori all'arcidosso. È interessante che questa è una media mobile su 5 anni. Questo primo incremento grosso modo corrisponde a quando hanno aperto Bagnoli 3, perché Bagnoli 2 fu chiusa intorno al 95, che è questa zona diciamo di basso, minimo, poi è stata aperta Bagnoli 3 e succede che c'è tutto questo picco. E la cosa interessante è che non diminuisce, mentre in tutto il resto dei comuni diminuisce, la linea verde va diminuendo nel tempo, qua non diminuisce, rimane costante. Altra cosa interessante, questo è sempre arcidosso, uso di farmaci. Mentre fino al 2012-2013 l'uso di farmaci era grosso modo lo stesso, da quando hanno aperto Bagnoli 4 l'uso di farmaci è saltato alle stelle. In tutto, nel resto dei comuni di linea verde sta diminuendo l'uso di farmaci e invece arcidosso è aumentato. Io non so bene che farmaci siano, però effettivamente saranno farmaci all'uranio, forse te lo sai, no? No, voglio fare presente una cosa, io lo so da geologo, perché ovviamente i geologi sanno tutto, no? Le concentrazioni di inquinanti nei capelli sono concentrazioni che si accumulano nel tempo. Non è che oggi mi bevo un bicchiere di mercurio e domani ho i capelli pieni di mercurio. L'urina al sangue sì. Allora ovviamente la regione toscana fa l'analisi sull'urina e sul sangue, perché ovviamente non si accumula, è la parte di mercurio che appunto non si accumula, quella che va nell'urina, viene eliminata dal corpo. Solo se uno è stato esposto per lungo tempo a mercurio, anche uranio evidentemente, ma c'è antimonio, c'è oro, c'è tutta un'altra serie di elementi che sono affini al mercurio e probabilmente
entrano nel vapore di mercurio o nelle microgoccioline di mercurio emesse dalle centrali e vengono respirate direttamente. Ecco, questi sono anche ulteriori problemi: atmosfera, acqua potabile, terremoti, subsidenza. Cioè, questa è l'energia geotermica dell'amiata, è l'energia, la forma di produrre energia elettrica la più inquinante esiste al mondo, non ce n'è altre così. Cosa possiamo fare? È difficile dire cosa possiamo fare. Ovviamente tutti ci rivolgiamo ai sindaci dicendo lei dovrebbe, no? Si dice così per dire, però una cosa sì possiamo fare noi, cioè ognuno di noi deve avere il coraggio di dire: io non compro energia elettrica da chi produce energia elettrica e prende certificati verdi dalle centrali geotermiche. Grazie. Professor Borgia, come avete notato, tutti i dati che vengono dati qui sono dati ufficiali, cioè tutti i numeri che sono stati dati non sono state ricerche personali, ed è quindi incredibile, ed è quello che ci ha sorpreso quando le tre ARPA hanno elaborato questo piano di indagine per affrontare il problema del mercurio nel fiume Paglia, che non fossero stati presi dei punti di prelievo vicino agli impianti geotermici. Ecco perché abbiamo chiesto abbiamo fatto questa richiesta di ampliamento, no? Perché ormai questi dati sono certi, sono le stesse ARPA che li danno fuori, le università. Allora forse questo è un problema che dovrebbe essere affrontato oggi. Le stesse ARS hanno evidenziato delle patologie, un aumento di malattie e di tumori, ripeto, sono tutti dati ufficiali. Allora affrontiamolo seriamente e cerchiamo di capire cosa si può fare.